Buonasera a tutti i telespettatori per questa puntata di Screenshot. Non sarò accompagnato da alcun ospite, ma abbiamo fatto degli approfondimenti oggi per questa ultima puntata della settimana. Abbiamo approfondito il tema dell'ambiente. Ambiente che vuol dire emergenza climatica, e soprattutto perché oggi sono tornati i ragazzi, gli studenti delle superiori in piazza per cercare di far convergere l'opinione pubblica su uno dei temi più importanti che non devono mai scadere, ovvero il surriscaldamento globale. È tornato quindi il popolo del Fridays for Future e questo lo vedremo nella seconda parte della puntata. Nella prima parte invece approfondiremo il tema delle Marche. Sappiamo anche di queste ore il recupero dell'ultimo corpo non in vita, il bambino Mattia, appunto travolto dalle acque. Ebbene, il Friuli Venezia Giulia vuole stringersi intorno, e anche noi lo facciamo altrettanto, intorno al popolo delle Marche per il maltempo della scorsa settimana. Ebbene, la Protezione Civile andrà in campo nelle prossime ore. Domenica ci sarà la partenza di 80 uomini con 30 mezzi. Allora ce lo facciamo raccontare direttamente dalle voci del vicepresidente della regione Riccardo Riccardi e da Medeo Aristei, che è il capo della Protezione Civile in Friuli Venezia Giulia, che è stata attenta anche alle sue parole. Parla di un territorio come il nostro che è fragile, su cui bisogna fare attenzione alla prevenzione, perché il maltempo, soprattutto il maltempo che c'è di questi tempi, lasciatemi appunto il gioco di parole, può provocare numerosi danni anche in una terra come la nostra. Allora, via l'intervista. Vicepresidente Riccardi, è importante dare una mano ai popoli che sono in sofferenza, in questo caso le Marche, perché il Friuli non dimentica quanto è stato fatto anche dagli altri precedentemente, e adesso vi sposterete come Protezione Civile per dare una mano. Quando partirà la colonna e i numeri? La colonna partirà domenica, adesso stiamo ancora cercando di raccogliere i dettagli, si stima una presenza di circa 80 volontari con una trentina di mezzi e avvicenderanno altri gruppi di altre regioni che si sono impegnati nel corso di questi giorni, regioni più vicine alle Marche. Quindi direi che dovremmo cercare di organizzare la possibilità dei volontari di votare e poi di partire. Come si svolgerà, diciamo, come verrà allestito un campo base? Come si pensa di organizzarsi nelle Marche? No, credo che i luoghi nei quali i nostri volontari sono ospitati, insomma, sono già in qualche modo organizzati. C'è da completare quella fase di sistemazione di quelle che sono state le attività purtroppo dell'alluvione, no? Quindi saranno costretti a intervenire nel rimettere in ordine i danni, molte pulizie, ramaglie, insomma strutture dei paesi che sono stati maggiormente colpiti. Questo è un lavoro che hanno iniziato a fare le regioni più vicine ed è evidente che c'è un avvicendamento ora anche da parte nostra che si stima possa durare, nel corso della settimana dovrebbero ritornare indietro. Quindi questa è la programmazione che abbiamo, in qualche modo, i dati che abbiamo in questo momento. Ho annunciato prima, ho detto prima, quanto mai è importante dare un aiuto alle popolazioni. Noi veniamo insomma da quel 76 da cui è nato il modello della Protezione Civile, il modello Zamberletti, insomma, e noi ce lo portiamo avanti tuttora, no? Ma oggi abbiamo anche visitato la mostra che è stata allestita a Trieste Next dei terremoti d'Italia e si raccontano le storie dei terremoti e ovviamente la nostra pagina è una delle pagine importanti. Quindi abbiamo visto come quell'esperienza, poi ogni volta che la si vede è chiaro che colpisce, e accampava in questa mostra proprio la famosa frase il Friuli Venezia non dimentica, no? Quindi è evidente che poi in ogni circostanza il nostro sistema è sempre stato pronto. Abbiamo visto quello che è stato fatto con Vaia, abbiamo visto quello che è stato fatto nella pandemia, abbiamo visto cosa è stato fatto nell'accoglienza dei profughi dalla guerra, abbiamo visto cosa è stato fatto negli incendi, soltanto per ricordare quello che è successo in questa tormentata legislatura. Ecco, al centro di queste cose
il sistema di protezione civile, che non ha più soltanto una risposta dal punto di vista del contenimento dell'evento atmosferico, ma amplia sempre di più, insomma, la propria funzione. Tra l'altro, e noi anche proprio per riconoscere questo stiamo anche mettendo a punto un piano importante di investimenti che riguarderà divise, mezzi, sedi, che vogliamo varare entro la fine dell'anno. Aristei, quanto è importante dare una mano alle popolazioni che sono in difficoltà, in questo caso le Marche? È molto importante il nostro mestiere e noi siamo sempre pronti a partire e a mettere a disposizione il nostro sistema fatto di volontari, fatto di funzionari e soprattutto fatto di attrezzature e competenza. Ecco, quanti sono i volontari attualmente a Protezione Civile? Numero che immaginiamo, insomma, la gente vuole sempre più avvicinarsi, giovani che si affiancano, insomma, a esperti, uomini maturi, insomma, che cercano da fare da chioccia per questi ragazzi. Sì, noi abbiamo un sistema che conta su quasi 10.000 volontari, abbiamo una presenza capillare su tutti i comuni della nostra regione, perché a differenza di quello che è il sistema, diciamo, nelle altre regioni d'Italia, il nostro è appoggiato all'istituzione del comune. Quindi il sindaco è il capo della protezione civile comunale ed è il primo nucleo di riferimento per quanto riguarda la nostra operatività. Noi attiviamo quindi uno o più nuclei comunali e andiamo a supportare quella che è l'attività che ci viene richiesta a livello regionale o a livello nazionale o internazionale, come è già successo. In questi anni siete state messe a dura prova, sia per quanto riguarda la questione Covid o profughi ucraini, ma anche e soprattutto l'ambiente, che è diventato uno dei temi fondamentali. Dalla siccità appunto si passa in pochi secondi all'alluvione e qua siamo memori di quello che è accaduto con la questione Vaia. Quanta esperienza ci vuole per operare a difesa dell'ambiente? Sì, diciamo che l'emergenza Vaia ha in qualche modo sia creato le condizioni per diciamo, aumentare anche la resilienza del territorio, perché a seguito di questo alluvione sono state stanziate risorse ingenti che ci hanno consentito di intervenire per andare sia a ripristinare i danni, ma soprattutto a aumentare la resilienza del territorio, con interventi che abbiamo spalmato sulle zone colpite, sulla base delle segnalazioni che ci sono arrivate e soprattutto sulla base del rischio che abbiamo su questo territorio, il rischio certificato. E quindi abbiamo fatto un lavoro in questi ultimi anni di impiego di queste importanti risorse che sono pari a 380 milioni e quindi hanno aumentato la resilienza del territorio e in qualche modo ci consentono di prepararci a eventuali altri eventi. Anche perché Protezione Civile viene ricordata soprattutto quando i volontari sono in campo ad operare a fianco delle persone che sono in difficoltà. In verità la struttura prevede una prevenzione, no? Sì, a seguito degli eventi calamitosi vengono usualmente anche stanziati dei fondi dedicati appunto alla prevenzione e all'aumento della resilienza. E noi in questi anni abbiamo potuto contare su fondi importanti che grazie anche a un sistema che abbiamo messo in piedi a supporto dei comuni siamo stati in grado di affrontare e soprattutto di rispettare le tempistiche che prevedevano ogni anno la necessità di contrattualizzare oltre 120 milioni di euro. Quindi abbiamo potuto in 3 anni portare in cantiere oltre 1200 interventi e rispettare i tempi per non perdere poi le risorse che ci sono state assegnate. Quindi abbiamo creato una struttura a supporto dei comuni che si occupasse dell'acquisizione dei necessari pareri, dell'approvazione dei progetti e poi per non caricare i comuni diciamo, degli oneri finanziari legati ai loro bilanci ci siamo occupati del pagamento delle fatture con tutto quello che ne consegue anche nella verifica dei requisiti diciamo, prima di fare questi pagamenti. Quindi abbiamo messo in campo una struttura diciamo, a supporto importante che ha consentito anche ai comuni più piccoli di poter fronteggiare queste importanti risorse che sono arrivate. Il Friuli è un territorio fragile dal punto di vista ambientale, è un territorio che si sta mettendo al sicuro.
Ma ha un territorio molto eterogeneo che va dal mare alla montagna e quindi ha diversi rischi, quindi ha anche diverse fenomenologie che sono tipiche di territori diversi. E naturalmente la parte diciamo pedemontana e montana è quella più fragile, perché sappiamo che in montagna gli accumuli poi vanno a raccogliersi nei bacini idrografici che in certi casi sono molto stretti, molto diciamo frastagliati o comunque che hanno problemi idrogeologici, per cui sicuramente la montagna e la zona pedemontana sono i territori più fragili, ma abbiamo visto anche ultimamente che anche le zone lagunari, anche le zone a ridosso del mare presentano delle criticità e purtroppo sarà sempre, diciamo, peggio, perché le situazioni climatiche sono situazioni che abbiamo visto si presentano con sempre maggiore frequenza e intensità. E adesso vi preparate a questa sfida nelle Marche. In che modo andrete in aiuto alla popolazione? Come vi organizzerete? Ecco, noi andremo, diciamo, nell'ultima parte della gestione dell'emergenza, supporto e su richiesta della Protezione Civile Nazionale, e quindi andremo a terminare quella che è l'opera che i colleghi delle altre regioni che sono intervenute hanno nella prima fase operato. E chiaramente ci concentreremo nell'attività di pulizia finale, quindi la rimozione del fango, dell'acqua nelle cantine e soprattutto dei detriti e delle ramaglie che si sono accumulate durante l'evento. E ancora una volta i nostri volontari sicuramente dimostreranno di essere all'altezza, di mettere in campo tutta la competenza, la specialità e il cuore che hanno testimoniato in questi anni di interventi e di attività. Eccoci tornati in studio, quindi allora spazio alla pubblicità e poi parleremo di Fridays for Future. Bentornati con Screenshot, parliamo di ambiente, come vedete nel titolo, emergenza ambiente e la popolazione, tutti, noi non dobbiamo scordarci che c'è anche uno dei temi principali, l'abbiamo provato anche sulla nostra pelle quest'estate, che riguarda la siccità e poi il maltempo. L'avete visto anche nella prima parte per quanto riguarda l'emergenza Marche. Ovviamente non bisogna dimenticarsi che il surriscaldamento globale è uno dei grandi temi che i ragazzi hanno portato oggi in piazza con Fridays for Future, ragazzi che sono stati intervistati dalla nostra Isabella Gregorato, che lanciano anche una serie di appelli alla politica, quello che vogliono realmente dal mondo della politica in vista di queste elezioni che ci saranno domenica. Allora spazio a questa intervista. Ecco, oggi siete qui in piazza per chiedere che cosa? Giustizia affinché il mondo, l'ambiente venga ascoltato, noi che veniamo ascoltati e speriamo in un mondo più bello e più sano, insomma. Avete un decalogo, avete dei suggerimenti da proporre ai governi? Ascoltarci, siamo noi il futuro. E una volta che siete ascoltati, che proposte avete? Che fare per l'ambiente? Magari ridurre le emissioni di CO2, ridurre magari il traffico, magari diventare vegani, insomma sensibilizzare al consumo di carne. Infatti l'allevamento intensivo di animali è una delle maggiori cause del riscaldamento globale, quindi magari maggiore sensibilizzazione insomma nell'argomento. E per te? Maggiore responsabilità da parte di ognuno. Possiamo ridurre i consumi tanto, per l'ambiente, per il nostro futuro, per i nostri figli, per i nostri nipotini, per tutti. Chiediamo giustizia climatica e subito, possibilmente il prima possibile. Avete una vostra ricetta, avete un decalogo, delle indicazioni, suggerimenti da dare? Beh, ci sono un sacco di suggerimenti, si possono trovare ovunque. Soprattutto ultimamente hanno cercato di riaprire le centrali a carbone e questo diciamo è una delle cose peggiori. È un problema comune, che riguarda qualsiasi età, tutti. Invitiamo a una partecipazione più forte la prossima volta. Io sono un genitore e anche un lavoratore, lo si vede dal mio abbigliamento. Ho chiuso il mio laboratorio per essere qui. Mi pare giusto, seguo l'argomento da più di 30 anni
È una realtà scomoda, molto scomoda, però è la realtà, non è una finzione. Credo che non ci sia più tempo per prorogare, procrastinare l'azione. Bisogna agire adesso su tutti i fronti: agricoltura, energia, foreste, stili di vita. Tutti i fronti devono essere impegnati per affrontare la crisi climatica. Avete una ricetta, suggerimenti da dare? Come si può intervenire sul territorio? Intanto possiamo agire a livello individuale, poi possiamo intanto creare un tappeto rosso per le energie rinnovabili. Molti progetti sono ancora fermi. C'è un'iniziativa della Comunità Europea che si chiama Tetti Solari. Tutti i tetti dei capannoni, delle case devono essere utilizzati per produrre energia solare. Siamo qui in piazza per chiedere più consapevolezza sia da un punto di vista studentesco sia da un punto di vista politico, perché la consapevolezza che stiamo creando all'interno del movimento studentesco qua a Udine, ma in tutta Italia, è importante che venga trasmessa anche alla classe politica che verrà adesso eletta, indipendentemente da quale sia il partito, perché la consapevolezza climatica è una cosa che pesa a tutti. Consapevolezza climatica, e quindi avete la vostra consapevolezza con dei suggerimenti anche da dare. Scusate, gli ultimi Certo, minuti di attesa. ci sono vari suggerimenti, nel senso che noi studenti, più di fare suggerimenti, più che altro chiediamo delle risposte. Cioè chiediamo alla classe politica di mobilitarsi e di darci delle risposte all'ambiente, perché nei vari programmi sono stati molto carenti su questo aspetto, secondo noi. Vogliamo innanzitutto che il problema non venga considerato di secondo grado, come ci sembra che i media stiano trasmettendo, e poi avremo bisogno di cambiare completamente il piano energetico, insomma, quindi cercare di variegare al massimo le fonti da cui prendiamo l'energia, utilizzare di più le risorse rinnovabili, utilizzare anche il nucleare perché è necessario, utilizzare tutte le risorse che sono a nostra disposizione per riuscire a cambiare e non parlare del fatto che questo sia un problema di secondo grado. Non siamo noi a dover parlare sulle misure, su cosa fare, siamo per la maggior parte gente con meno di 25 anni che ha una preparazione scientifica bassa. Chiediamo agli scienziati, chiediamo ai tecnici, a loro di proporre iniziative, gente che ha studiato politica, gente che ha studiato scienza, chiediamo a loro di dire cosa fare. Noi chiediamo che la politica dia lo spazio maggiore, dia uno spazio enormemente maggiore, che le aziende si concentrino su questo, che non la mettano in secondo piano e per pubblicità la settimana del Fridays for Future dire noi vogliamo il greenwash. No, noi vogliamo che veramente loro cambino la loro maniera di produzione, vogliamo che lo Stato imponga delle maniere di produzione che siano chiamabili sostenibili. Noi chiediamo questo, ovviamente adattabile, però chiediamo che le persone che possono decidere lo facciano. Trovo che il clima non sia stato comunque valorizzato o comunque preso conto da non tutti i partiti. E quindi alla politica che cosa chiede? Chiedo che vengano ascoltati di più i giovani, perché secondo me abbiamo molte idee valide. Chiediamo che vengano messi in atto dei programmi concreti, che non si facciano solo parole come si sono fatti negli scorsi anni. Chiedo che ci siano azioni dirette e soprattutto un'obbligatorietà di queste azioni, perché il nostro governo, i nostri governi in tutti gli anni stanno dimostrando interesse apparente, mettono dei bonus, mettono delle facilitazioni, ma non obbligano le persone a adottare un sistema sostenibile di sviluppo della casa, della vita, e per fare ciò bisognerebbe prendere coscienza che bisogna raddoppiare, triplicare i fondi, quindi mettere a disposizione delle persone una vita sostenibile a spesa dello Stato, senza che noi siamo a dover usufruire di un bonus, ma comunque di tasca nostra. Deve essere lo Stato a pagare direttamente l'installazione di fotovoltaici, ad esempio, o qualsiasi cosa sia atto a portare avanti un modello di vita sostenibile. Quali sono le richieste che avanzate alla politica per quanto riguarda il clima? Guarda, io vengo qui da parte del CEVI e noi da anni stiamo facendo diversi progetti in contrasto al cambiamento climatico e per lo sviluppo sostenibile, quindi facciamo dei progetti di sensibilizzazione nelle scuole attraverso attività didattiche, no? Nei licei ma anche nelle scuole medie,
e abbiamo anche dei progetti all'estero, in Africa e in Brasile, sempre in contrasto al cambiamento climatico, in Bolivia, in Brasile, in Costa d'Avorio, in Etiopia, e quindi cerchiamo di fare anche nel nostro piccolo ma anche a livello globale. Ecco, che tipo di progetti avete presentato? State sperimentando? Guarda, da anni portiamo avanti per esempio nelle scuole dei progetti che c'entrano con l'acqua, con l'uso responsabile dell'acqua principalmente, e per la raccolta differenziata, i rifiuti e appunto anche diversi altri legati alla cittadinanza attiva, no? Dei nostri bambini, dei nostri adolescenti. Ecco, ma in particolare dalla manifestazione di oggi che cosa emerge? Che cosa chiedete adesso alla politica per quanto riguarda l'ambiente? Che ascoltino queste richieste di tutti, ma specialmente dei giovani, che è loro che porteranno avanti il nostro futuro, no? E quindi che ci sia un ascolto da parte di queste altre persone che ci coinvolgono, no? Che coinvolgono le associazioni locali e in speciale i giovani, che lasciamo il futuro nelle nostre mani. Io personalmente sono qua da privato, diciamo, cittadino, quindi non faccio parte di un'associazione che chiede qualcosa, però quello che io direi è di includere la crisi climatica in un piano, in un progetto chiaro e anche non fumoso, perché ci sono alcuni partiti, anche appunto adesso ci stiamo chiaramente avvicinando alle elezioni, che praticamente sembrano non parlare dell'argomento, mentre altri lo pongono comunque al centro del problema, però hanno dei piani molto utopici in cui ci sono molti pochi dettagli su come raggiungere, diciamo, la fine della crisi. Mi sembra impossibile, però perlomeno alleviare il problema, ecco. Quindi nessuno ha centrato l'obiettivo? Beh, che abbiamo centrato l'obiettivo, questo è sicuro che non è successo, secondo me. No. E io sono un po' pessimista riguardo al futuro, però se magari ci mettiamo d'impegno e facciamo sentire la nostra voce, non dico che sia impossibile cambiare le cose, ecco, insomma. Innanzitutto chiediamo di essere ascoltati, perché è da anni che nonostante il movimento Fridays for Future comunque non veniamo presi in considerazione, veniamo addirittura derisi, fermati da polizia o da altri protestanti molto meno pacifici rispetto a noi. Chiediamo che i partiti devono inserire per forza nei loro programmi qualcosa che riguardi l'ambiente, perché ormai è una cosa irrecuperabile, non si può più rimandare, la situazione è troppo grave, e il fatto che nessun partito abbia specificato questa cosa nei loro programmi è molto grave, e noi giovani alle elezioni quest'anno ci faremo sentire a riguardo di questa cosa. Io sono l'essere umano! Io sono un terrestre! Siamo tutti coinvolti! Ammetto la mia fragilità! Ammetto la mia forza! Ammetto la mia responsabilità! Io vivo su questa terra! Siamo qui perché vogliamo viverci ancora! Ripetetelo ancora! Bene, ringraziamo Isabella Gregolato per questo contributo. A me non resta che ringraziarvi a tutti voi per essere stati in compagnia con Screenshot per questa ultima puntata della settimana. Noi ci vediamo mercoledì prossimo, sempre alla solita ora, 19:45. Buona serata a tutti.